Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 22 aprile, puntata numero 135 e come ogni volta diamo anche il buongiorno a Francesca Resu, ben trovato Fra. Buongiorno, hai dimenticato un aspetto fondamentale. Cioè che oggi è la vigilia del LDL Day, perché domani vi ricordo, ecco. Mettetevi l'appunto, perché poi io lo so che vi dimenticate, mettetevi l'appunto, domani il nostro Lucone compie 49 anni e quindi bisognerà chiaramente festeggiare con giudizio, perché insomma l'età è quella che è, però insomma chiaramente segnatevelo. Sta partendo la lettera dell'avvocato, Ma guarda, non mi fai paura. Non mi fai paura. Non mi fai paura. Non ci fai paura, allora, non ci fai paura. Mi aggiungo. Grazie. Ho fatto anche ieri una vignetta, niente male. Grazie. Una vignetta, queste vignette meravigliose, cioè proprio un meme, preferisci meme? Lunedì è già più attuale. Lunedì ho detto recap e Ivan Pone, recap, che inglesismo, che recap. Ivan, uno di noi. Che salutiamo ovviamente. Mitico. Ci mancherebbe. Buongiorno anche a Nico, ben trovato. Buongiorno Traccada, buongiorno Dani. Poi andremo a parlare un po' anche del discorso relativo al Cagliari. Buongiorno Teresa, buongiorno anche a Lea. Stefano, ben trovato, non lo ricordo, figurati. Veniamo tutti a Cagliari, che è in trasferta. Facciamo allora, bando alle ciance. Sì, Ho già caldo, mi sono messo la felpa, non so anch'io. Ho caldo, vabbè. Puntata importante oggi, perché parleremo di basket e di pallone, quindi di basket, di pallacanestro e di palla nella porta, diciamo così, quindi basket e calcio, analizzando la situazione della Dinamo Sassari, perché insomma ci troviamo di fronte a una situazione nuova per gli ultimi 20 anni fondamentalmente, o quasi, insomma, in casa Dinamo, e poi continueremo a parlare di Cagliari ovviamente in vista della partita contro l'Atalanta. Ma iniziamo come sempre appunto dalla prima parte trasmissione, quindi parliamo di pallacanestro, facendo entrare in ordine di età, non me ne vorrà, il più giovane, però iniziamo con Nando Mura. Buongiorno Nando, ben ritrovato. Buongiorno, ben trovati. E insieme a lui facciamo entrare anche il più giovane, ma non meno, insomma, autorevole come collega, ovvero Andrea Sini. Buongiorno Andre, da Nuova Sardegna. Andre. Stai facendo il rally della Costa Smeralda, Andrea? Sì, esatto. Ti sentiamo poco perché secondo me non ti ha preso le cuffiette il telefono, e quindi magari... Aspetta, ora ti sentiamo. Sì. Ora ti abbiamo sentito invece, guarda. Stai facendo il rally della Costa Smeralda? Decente, dai. Sono arrivando al giornale. Molto bene. Allora iniziamo Nando, inizio con te a parlare un po' di questa situazione della Dinamo, diciamo prima ultima in classifica, la squadra
di Veljko Mrsić, dopo l'ultima sconfitta anche di domenica contro la Reyer Venezia. Un altro risultato che si poteva attendere, vista la forza dei lagunari, miglior attacco della Serie A, insomma una squadra che abbiamo visto, se vuole vincere vince, ecco, diciamo così. L'impressione che ci ha lasciato la partita è stata quella, di fronte a una Dinamo che soprattutto dalla parte americana, no? Ha confermato le difficoltà di una stagione probabilmente mai iniziata davvero col piede giusto. Sì, un'annata disgraziata, diciamo così, però certo la Dinamo è stata disastrosa quest'anno, ha vinto 7 partite su 26, ha perso le ultime 6, in casa ne ha perse 8 su 13, ce ne ha vinte solo 5. Nelle ultime 13 ha vinto solo 2 volte, ma soprattutto c'è questa grande occasione persa della partita in casa un paio di settimane fa con Treviso. Se avesse vinto quella partita, oggi la Dinamo avrebbe 16 punti, Treviso 12, e probabilmente sarebbe già tutto finito. Invece la Dinamo non solo ha perso quella partita in casa, che vinceva di 5 punti a 2 minuti dalla fine, ma l'ha persa di 5. All'andata ha vinto di 3 addirittura a Treviso, quindi si ritrova a parità di punti sotto di 2. E quindi a parità di punti è retrocesso. E non solo, la Dinamo deve giocare anche una partita in meno rispetto a Treviso, che ha un calendario anch'esso abbastanza brutto, però qui quello che conta è l'atteggiamento della squadra, insomma. Sembra un po' una zattera alla deriva. Viene difficile pensare che possa vincere almeno una delle 2 partite che deve giocare ancora con Bologna e con Brescia, sperando che Treviso le perda tutte e 3, ma probabilmente le perderà le prossime 2 a Cantù e forse proprio con Brescia, ma l'ultima ce l'ha in casa con Reggio Emilia. A quel punto insomma è difficile pensare che non possa farcela, però la cifra tecnica della squadra è questa. C'è poco da fare, noi possiamo discutere di tante cose, ma questa squadra sono senza scomodare il Cagliari dello scudetto, ma vuol dire nei 50 anni che il Cagliari ha fatto in Serie B dal 76, quando è retrocesso la prima volta, fino ai giorni nostri, solo un anno su 50 ha fatto la Coppa UEFA, e l'ha fatta con Matteoli e Francescoli. L'altro bel Cagliari di cui ricordiamo è quello di Gianfranco Zola, cioè tu devi avere giocatori all'altezza, e tutti quei tanti che sono passati quest'anno a Sassari, perché ci sono stati 2 o 3 tagli più quello dell'allenatore, si stanno dimostrando, ahimè, ben degni dell'ultimo posto in classifica. Ecco Andrea, abbiamo parlato spesso con te durante questa stagione di quelli che sono stati i problemi della Dinamo. Prima di entrare poi nello specifico anche dell'analisi del momento e quant'altro, ti chiedo semplicemente se tu ti aspettavi un epilogo di questa tipologia, nel senso non un epilogo con la retrocessione, intendiamoci, mancano 2 partite e tutti noi ci auguriamo che la Dinamo possa fare il miracolo, però ecco, che si rovinasse da sola fondamentalmente con le proprie mani, perché alcune gestioni di partito, l'ha ricordato Nando, insomma, hanno portato poi la squadra davvero sull'orlo del baratro. Ecco, te lo aspettavi tu? No, onestamente no. Datemi conferma intanto che mi sentite bene. Ti sentiamo perfettamente. Sì, perfetto. No, assolutamente, perché poi c'è stata un'involuzione totale e un avvitamento, anzi uno svitamento di bulloni della macchina che è andato avanti progressivamente. L'ultima partita, secondo me, anzi non secondo me, io spero che l'ultima partita sia stata il fondo, nel senso che è vero, come diceva Nando, che la Dinamo ha perso 11 delle ultime 13 partite, ma secondo me se le sommiamo tutte insieme i punteggi di queste partite, tolta quella con Venezia, forse va sotto di 20, nel senso le ha perse tutte all'ultimo tiro o al penultimo tiro. Poi con Venezia c'è stato un disastro totale che nessuno onestamente si sarebbe aspettato. Quindi ecco, la mia speranza è che Venezia sia stato il fondo. Ora c'è non una ma 2 settimane per un po' per arrovellarsi e per pensare alle ultime 2, e non lo so cosa potrà succedere. Una delle cose che possono succedere, che è l'unica speranza, è che
si possa ribaltare la situazione psicologica. Mi spiego, la Dinamo oggi si sente retrocessa, noi tutti abbiamo una speranza, però siamo persone sane di mente e avendola vista più o meno sane di mente, avendola vista nelle ultime settimane, diciamo ragionevolmente che la Dinamo è retrocessa. Treviso si sente strasalva, l'abbiamo vista la Treviso dell'ultimo mese ed è una squadra che gioca, una squadra di carattere, una squadra che ha le palle, cosa che la Dinamo non ha. Ecco, l'unica cosa che può succedere, l'unico click inverso che può avvenire è che la Dinamo si senta già retrocessa e non abbia più niente da perdere e giochi con una certa leggerezza, e che Treviso al contrario si senta già salva e si incarti. Non vedo onestamente altre vie d'uscita, perché il calendario è complicatissimo. Un altro elemento che mi viene in mente è che la Dinamo deve giocare contro la Virtus e contro Brescia. Ebbene, la Dinamo le ha battute all'andata, queste due squadre, e nel conteggio complessivo delle vittorie e sconfitte, che è abbastanza negativo, c'è anche la vittoria contro Trapani, quando Trapani era ancora al completo, tranne Alibegovic. Ecco, questa era squadra capolista così, forse all'epoca. è una roba del genere. Comunque questa squadra, secondo me, e qui mi permetto di contraddire il mio amico e maestro Nando, non è così scarsa, non è per niente scarsa, e anche i giocatori che sono passati e che sono stati in qualche modo poi avvicendati, penso a Nate Johnson, ma penso soprattutto a Pullen, sono giocatori forti. Pullen l'anno scorso da solo ha salvato Napoli, è stato preso per fare un'operazione del genere e non ci è riuscito, ha fatto pena onestamente, ha affondato la squadra. Mekon è un giocatore che 2 anni fa giocava in Eurolega, ha fatto vedere di essere un grandissimo giocatore. Bui durante la stagione ha fatto vedere di essere un eccellente play da 8 assist a partita. Faccio il riassunto finale, così vi ridò la parola. È una squadra sin huevos, come dicono gli spagnoli, cioè è una squadra di senza palle. Sono molto d'accordo su questo concetto, caro Andrea. Soprattutto è un po' il discorso, Nando, che facevamo anche altre volte sulla mancanza di vera e propria leadership da parte di questa squadra. Non è un caso se Stefano Sardara nelle ultime interviste, insomma, abbia parlato di Rashawn Thomas come più grande delusione della stagione. Non è un caso che Emanuele Rotondo, leggenda della Dinamo, intervistato proprio da Andrea 2 giorni fa, abbia parlato di tirare fuori l'orgoglio. Ecco, non ha detto le palle, però insomma ha detto l'orgoglio, che come sappiamo giornalisticamente è un po' l'eufemismo per dare quel concetto. È la versione edulcorata di Esattamente. Però insomma la sostanza è quella, cioè l'impressione. Io ho visto dal vivo la partita contro Treviso, poi ho visto in TV tutte le ultime. L'impressione, al di là di una gestione scellerata dei falli, penso appunto all'ultimo quarto contro Treviso in cui la Dinamo ha preso 32 punti, cioè una roba veramente fuori da ogni logica, al di là della scelta sbagliata al momento giusto e tutto, è sembrata veramente una squadra sconnessa dalla realtà, Nando, cioè dal fatto che sei lì e devi lottare, no, per provare a quantomeno a salvare il salvabile. E stiamo vedendo nelle foto di Luigi Canu, appunto, l'eroe triste in realtà di domenica, ovvero Marco Ceron. Se Marco Ceron, a cui vogliamo tutti un gran bene, però è il migliore in campo per atteggiamento, per tipo di partita, lui che è stato preso di fatto per essere una seconda linea, vuol dire qualcosa, Nando, no? Cioè non è un bel segnale, ecco. No, ma sai, i segnali possono essere tanti, può essere anche, come dire, colpa della natura, nel senso che dopo 16 anni più gli ultimi 2-3 anni di A2 in cui la Dinamo ha rischiato di vincere, poi vinto quel campionato, il ciclo magari è arrivato inesorabilmente, ineluttabilmente al traguardo. Quindi a volte dopo 16 anni di A1, di cui 15 con Stefano Sardara, dimenticate che la Dinamo dal 2010 a oggi è la squadra che dopo Milano e Bologna ha vinto più trofei. Ne ha vinti più di Siena, più di Cantù, più di Varese, più di Brescia, tutti quelli che Siena, tutti. Solo la Reyer ha vinto uno scudetto in più, ma meno coppe. Esatto, non ha vinto, esatto, quindi stiamo parlando di una realtà che dopo 16 anni forse è stanca. Però certo, anch'io voglio dire, mi fa piacere che quello che ha detto Andrea, cioè condivido quello che ha detto Andrea, anche se
un po' mi smentiva, sulla qualità dei singoli giocatori non si discute. Non so se tu ti ricordi Mike Mitchell, a Trento un mostro, aveva vinto la classifica cannoniere, aveva portato Trento MVP del campionato. Sì. MVP del campionato. 2 anni dopo, l'anno dopo, la Dinamo si trova un po' in difficoltà, Mitchell si trova a spasso per motivi che ora mi sfuggono, e Sarda la prende e lo ingaggia. Abbiamo detto ok, ha preso il migliore. Mamma mia, era stato disastroso. Cioè, la cosiddetta chimica di squadra, no, è questo, cioè riuscire, non è solo prendere 5 pezzi e metterli assieme. Io faccio sempre l'esempio della crema pasticcera, è facilissimo farlo. Un rosso d'uovo, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di farina, un po' di latte caldo, giri ed esce fuori un troiaio, come ho provato a fare io, perché se non lo sai fare viene fuori schifo. Ecco. A parte che avevo devastato la cucina, sembra facile, ma in realtà tu devi mettere d'accordo delle persone fra loro, devono avere lo stesso obiettivo, ci devono essere i leader che comandano. Adesso prima citavamo Francescoli. Io ricordo un ex giocatore di quel Cagliari mi aveva detto, sai, quando il Flaco, soprannome di Francesco, entrava nello spogliatoio, c'era gente che si alzava. Ecco, nella Dinamo oggi c'è un giocatore così carismatico che nel momento del bisogno, non so, alla Logan, alla Jerome Dyson, per non parlare dei cuginetti Diner, cioè alla Dinamo manca un giocatore così, e soprattutto un giocatore che giochi con Treviso, ti dice adesso li chiamano il go to guy, li chiamano in tanti modi in America, sono quelli che ti fanno il canestro della vittoria. Invece la Dinamo, sì, è vero, ha perso tutte le partite di 2 o 3 punti, come diceva giustamente Andrea, ma questa non è una cosa che li assolve, questa è una cosa che li condanna maggiormente. Cioè, vuol dire, nell'anno di Meo, non mi ricordo se è quello dello scudetto l'anno prima, la Dinamo aveva vinto 13 partite di 1 punto, e questo non è, siamo capiti, questa è proprio la capacità e l'istinto assassino che questa squadra non ha. Anzi, quando manca 1 minuto si vede che si palleggia sui piedi, e questo non è un bel segnale. Saranno anche bravi, però nel momento decisivo non lo sono mai stati, se non raramente. Andre, torno da te. Secondo te chi è il leader che è mancato a questa squadra? Cioè, cercando un singolo. Beh, mi viene in mente sicuramente Thomas, che è il giocatore sul quale la Dinamo puntava maggiormente, e non a caso alla fine della fiera Sardara ha fatto un nome. Sardara forse in 15 anni di presenza non ha mai fatto un nome di un giocatore che l'aveva scontentato. Uno è lui, però chiaramente non si può buttare la croce solo addosso a lui. È un insieme è un album di figurine di giocatori buoni, dei quali nessuno è in grado nell'ultimo minuto di dire adesso levatevi dalle palle, faccio una cosa io e vi vinco la partita io. Era quello che avrebbe dovuto fare Pullen, era quello che in teoria dovrebbe fare Macron, è quello che dovrebbe fare Bui. Però in tutto questo l'altro elemento che manca, e sentiamo se Nando è d'accordo, perché lui queste cose se le ricorda bene, perché le abbiamo vissute da bordo campo per tanti anni insieme, quando torniamo sempre alla Dinamo di Sacchetti, perché comunque è il nostro riferimento, ma anche nella Dinamo di Pozzecco, quando gli americani non ne avevano voglia, perché ci sono delle fasi della stagione in cui gli americani non ne hanno voglia, o perché pensano alle vacanze, o perché pensano ai playoff, o perché gli stanno al contratto dell'anno successivo. Esatto, ecco, in cui non difendono, non ne hanno voglia e non trascinano. Ok, Meo diceva, si girava dalla panchina e diceva tu e tu, dentro, americani fuori dalle balle, e metteva dentro Vanuzzo, Jack De Vecchi, Brian Sacchetti, Matteo Formenti. Quelli piazzavano una tonnara, perché erano giocatori invece dotati di grande carattere, piazzavano una tonnara, raddrizzavano la partita con la difesa e con qualche canestro. A quel punto erano loro che trascinavano gli americani. Purtroppo la Dinamo si trova anche nella condizione di avere un pacchetto italiani di livello mediamente basso dal punto di vista tecnico, non lo dico io, lo dice il roster, ecco, e in aggiunta anche loro a loro volta con poco carattere. In tutto questo chi emerge Ceron, perché di tutti questi giocatori, poveretto era il 12esimo, è stato per mesi in panchina, è quello che invece le palle ce le ha, perché ha detto, si vedeva in campo che spuntava sangue, che
aveva gli occhi iniettati di sangue, era il classico giocatore che diceva vabbè, io a stare qui a fare pessime figure comunque non ci sto, se ci fossero 5 Ceron, la Dinamo non sarebbe in questa situazione. Certo. 5 Ceron dal punto di vista del carattere, non dal punto di vista Sì. del... Beh, l'ha anche provato a metterla quasi, non dico sulla rissa, però insomma in un certo momento è stato in alcune storiette, però non è servito a niente, poverino. Perché sei da solo. Però noi dobbiamo, Esatto, Andrea, perché non l'hanno aiutato. Dobbiamo Non delle Living Boy New scuse, York, sì. dobbiamo delle scuse a Jack De Vecchi, perché tu mi hai fatto tornare in mente la partita di Trento, playoff, scudetto, l'anno della vittoria, dopo gara 1 la Dinamo perde di 20 punti e il giorno dopo eravamo lì ancora a Trento perché c'era il giorno di riposo. Meo si avvicina e ci dice: domani vi dico una cosa, ma solo se non la scrivete, te lo ricorderai sicuramente. Domani cambio il quintetto, tolgo le due ali da Kim Sanders e Jeff Brooks e metto in quintetto Brian Sacchetti, Jack De Vecchi e Matteo Formenti. E noi ci rincorri, ci eravamo detti vabbè, ha deciso di perdere di 40 punti anziché 20, e invece poi quella era stata la mossa decisiva, proprio a conferma di quello che dicevi tu prima. Però io approfitto della presenza di Andrea e rubo il ruolo all'amico Francesco Arisu e ti chiedo, ma Mancherebbe, è casa vostra questo. Adesso? Cosa succede? Verrà ingaggiato un giocatore, verrà data la squadra a Oldoi? Cioè, No. Oppure No, andiamo avanti con inerzia facendoci... Si va avanti così perché io ho avuto modo di parlare come sempre, con tutte le componenti societarie. Io cerco sempre di parlare con tutti, dal presidente a quello che sta al botteghino, a quello che pulisce il campo e che però vede gli allenamenti. E tutti sostengono che la squadra non abbia nessun problema con l'allenatore. Quindi se si tratta di fare un'operazione come mandare il portiere a saltare sul calcio d'angolo al 93esimo, non ha molto senso, non è quello il punto. Quindi Mrsic credo che non sia toccabile, non avrebbe senso spostarlo. Come dire, non c'è nessuno che gli sta giocando contro, ecco, per essere chiari. Dovranno essere bravi in queste 2 settimane a lavorare sulla testa. Non so come, che chiave possano trovare, perché dei giocatori scazzati e senza palle non so come si possa fare a pungolarli, ecco. Non so quale possa essere il tema, perché chiaramente i risultati sportivi non sono multabili, no? E molta gente dice dovrebbero multarli. Non ha senso, non è che la sconfitta è multabile, però ti posso mettere un allenamento alle 6 del mattino, però ti posso dire guarda che dopo l'ultima di campionato, che sarà di domenica fra 2 settimane, tutta la settimana successiva ci alleniamo, guarda, portiamo la squadra in giro per la Sardegna, ci alleniamo alle 6 di mattina a Carbonia, il giorno dopo facciamo alle 6 di mattina alla Maddalena, il giorno successivo ci prestano il campo all'aperto a Muravera e poi andiamo a Stintino. Io non lo so, io farei così, ma onestamente non saprei che pesci prendere. Cioè, se tu sei sensibile al fatto che te ne vuoi andare in vacanza e tu sei il contratto fino al 30 giugno, io il 29 giugno ti metto una trasferta a Bastia e ti faccio tornare a nuoto da Bastia per poi prendere l'aereo per gli Stati Uniti. Arrangiati. No, però il 1° luglio. La stiamo un po' sdrammatizzando, però il punto è quello che ho detto all'inizio. L'unica cosa che può succedere in questo momento è un click mentale che porti la Dinamo a considerarsi retrocessa e quindi giocare un po' più leggera e quindi accendersi e quindi avere un po' più di fiducia, e Treviso pensarsi già salva. Sì, il dramma è che la Dinamo ha già 2 partite, c'è anche Cantù della partita, io non la escluderei è vero, anche Cantù ha 18 punti, ce ne ha 4 di vantaggio, però c'ha lo scontro diretto con Treviso in casa. Insomma, sono operazioni complesse. Certo, il Dinamo può anche retrocedere perdendole tutte e 2. Vincendole tutte e due, perché vedete, lì c'è questo problema. Il fatto che non sembra esserci una via di uscita, però io vi confesso, ieri stavo guardando l'Eurolega su questo aggeggio qui e ogni tanto mi sintonizzavo su Canale 5 vedevo come un Inter, sul 2-0 ho smesso di guardarla, poi stamattina quando all'alba mi sono svegliato e ho visto che ha vinto 3-2. Nello sport finché non arriva il 90esimo, finché non c'è il fischio, la sirena finale, tutto è possibile.
Poi io voglio dire anche una cosa, anche qui chiedo conferma un po' all'amico Andrea. Il campionato è zoppo, si parla di NBA, Eurolega e quindi con non Eurolega, NBA Europa, in alcune piazze tipo Cremona e Trieste sembrano un po'. Ecco, non è che poi alla fine della fiera si andrà incontro a qualche ripescaggio quest'estate. La Dinamo, in quanto prima delle retrocesse e non prima delle non promosse, potrebbe rientrare dalla porta di servizio dopo essere stata cacciata via dalla finestra. Oppure sono ipotesi fantascientifiche? No, secondo me sono ipotesi plausibili. Non saprei quantificare la percentuale di aderenza al reale. Questa è un'ipotesi, chiaramente, perché si parla insistentemente di novità strutturali nel campionato, quindi con qualche squadra che potrebbe saltare e qualche squadra appunto come Roma che dovrebbe essere pronta a entrare. Però intanto Udine ha smentito l'idea che si era ventilata di cedere i diritti, si parla di Cremona. La Dinamo tocchiamo tutto il ferro possibile. Se va in A2 proverà a risalire, io credo. Credo che l'unica vera strategia possa essere provare immediatamente a rimbalzare, perché se finisci nelle lagune della A2 ci puoi stare anche altri 20 anni. Invece come si fa, come ha fatto tante volte il Cagliari, no? Devi provare a risalire subito, perché poi più passa il tempo e più la cosa si fa complicata. Ma la Sardegna, secondo te, c'è ancora quell'energia straordinaria che abbiamo tutti riconosciuto in questi anni, anche per una questione di orgoglio? Cado e ritorno su, cado, rimbalzo, e tra un anno in A2 forse farà anche bene a tutti, però appunto bisogna tornare su. Ecco, ma Stefano lo vedi ancora sul pezzo, oppure anche lui c'ha un po' di disimpegno? Come lui ha spiegato tantissime volte, lui sostiene di avere l'energia di sempre e la voglia e la passione di sempre, ma di avere molto meno tempo per questioni di lavoro. Detto questo, io non ho segnali di un possibile disimpegno, onestamente, e conoscendo l'uomo non immagino un Sardara che sia contenta di fare una 2 e poi vediamo. Quindi per questo dico, l'unica vera strategia può essere quella. Mi sembra uno più da taglio netto. Se mollo, se ci sto, se resto, devo in qualche modo rilanciare, devo in qualche modo provare a rilanciare. Vinco, poi lo dice il campo, però sì, secondo me la strategia può essere questa, o comunque l'idea di fondo. Sì, anche perché poi l'abbiamo detto più volte, davvero è un inferno la Serie A2 di basket, quindi lo dimostrano anche le grandi piazze, una su tutte la Fortitudo, insomma, che da anni e anni che sta cercando di risalire, e ogni anno per un motivo o per un altro c'è qualcuno che è più forte e quindi non riesce a salire. Andre e Nando, io vi saluto, ma prima di salutarvi, anche perché so che Andre deve andare in redazione, c'è una perla che ha realizzato la nostra squadra grafica, visto che Nando ha parlato di dolci, crema e quant'altro, lo abbiamo aspetta, dov'è che sei? Lo abbiamo. Com'è che l'ha chiamato? Iginio Massari, ecco, un Nando versione Iginio Massari, prossimo partecipante a Masterchef. Nando, ovviamente questa ti verrà data, tra l'altro non so se hai un orecchino anche in questa foto meravigliosa, per dare anche quel tocco, per dare quel tocco giovanile, la cucina. C'è proprio Iginio Massari, sì. Esatto, che non è simpaticissimo, ma la crema pasticcera. Tu sei molto più simpatico, senza dubbio. Su questo non ci sono dubbi. Va bene, Nando e Andrea, grazie davvero di essere stati con noi. Speriamo di poter commentare un finale dolce per la Dinamo, ma in ogni caso l'appuntamento è tra qualche settimana, ve lo dico già, quindi tenetevi liberi, perché a prescindere da tutto bisognerà poi commentare il finale di stagione della Dinamo. Quindi grazie a Nando Mura e Andrea Assini, grazie, buon lavoro, sentiamo ciao, presto. Grazie. Ciao Luca. Buon lavoro. Ciao. Nando, ovviamente te la mando questa, Grazie, questa te la mando. sì. È un tuo dovere. Ciao. Ciao. Bellissimo. La colpa ovviamente è di Roberto Pinna, che ha lanciato questa idea, e quindi insomma giustamente la colpa è sua. Abbiamo provato a fare, Luca, un po' il quadro generale della Dinamo, una situazione chiaramente tutt'altro che dolce e che allegra, perché poi, ripeto, come dico sempre, per noi è un problema raccontare
momenti deludenti. Poi il nostro lavoro, quindi lo facciamo lo stesso, ci mancherebbe, però è sempre meglio raccontare per... ecco, vedi, è andato via. Dovevi farla prima, Isidoro, questa domanda. L'avremmo fatta... La recupereremo, però. Tienila. Da parte. Tanto tornerà Nando, sì, tornerà, quindi ci sarà modo... Anche perché dobbiamo parlare poi anche di Esperia, ovviamente, con Nando, quindi magari anche settimana prossima potrebbe essere di nuovo l'occasione. Esperia che ha centrato i playoff, quindi. Però quindi questa è un po' la situazione. Teniamo bene, chiaramente il calendario, l'abbiamo visto prima, non depone a favore, perché adesso la Dinamo, ricordiamo, questo weekend non gioca perché avrebbe dovuto giocare contro Trapani, quindi osserverà il turno di riposo, poi tornerà in campo, tornerà in campo la settimana successiva, ospitando in casa la Virtus Bologna, una Virtus Bologna che peraltro è uscita dall'Eurolega e che quindi ha come unico obiettivo per salvare la stagione provare a fare bene in campionato, e questo rende ovviamente i bolognesi un avversario ostico, anche se poi in realtà la tradizione è abbastanza favorevole per quanto riguarda le partite giocate al Palassera di Migno, o meno, non così chiusa, ecco, diciamo così. Tra l'altro è lo stesso giorno di Bologna-Cagliari, così, che è 3 maggio. Ma sì. Così. Diamo queste informazioni. Queste informazioni. Però il Bologna si gioca a mezzogiorno e mezza. Sì, invece... Mentre la Dinamo dovrebbe essere alle 17 pomeriggio. Dicono. Qui c'è scritto alle 17, poi non so se sia un orario ufficiale. Anche di ma te lo dico, aperti. basta andare anche monumenti aperti, esatto. Fanno monumenti aperti per quello proprio, cioè l'occasione è quella. Aspettate un attimo, calendario. Sport, traccata. Io lo vedo qui del calendario della Dinamo, quindi 29. Non so se sia... Qui dice entrambe alle 17, poi non so se sia orario... Non c'è ancora l'orario sul sito della... Però scusa, mettono i biglietti in vendita senza orario, così. Vale. No, 17. Ah, 17. Okay. 17. Okay. Perfetto. Ore 17, almeno sui biglietti scritto ore 17. Vabbè, dovrebbe essere ufficiale. Nel caso del mio visitabile, sì, andate a Sant'Orsola a visitare la casa di Andrea Olmeo, insomma, un monumento storico di interesse nazionale, non solo regionale, ma proprio nazionale. Quindi, insomma, questa è un po' la questione Dinamo, che ovviamente continueremo, ripeto, a monitorare in questi giorni, in queste settimane. Apriamo il fronte Cagliari in attesa del secondo ospite di oggi. Intanto ieri Nando ha detto spento la TV sul 2-0 del Como. Devo essere sincero, anch'io al 2-0 ho pensato, mi sa che vanno in finale. E invece ancora una volta la maledizione Inter per Fabregas. Incredibile. Quello comunque... davvero la testa fa brutti scherzi, c'è la paura a volte. Assolutamente. Tra l'altro 10 giorni fa c'era stato di nuovo la rimonta, quindi parliamo proprio di ha ragione Traccada, speriamo 120 minuti stasera, perché il gancio di Inter-Como era perché stasera ci sarà Atalanta-Lazio, l'altra semifinale di ritorno. Quanto è finita l'andata? Non mi ricordo, 1-1? 2-2. 2-2, quindi comunque insomma vedremo un po' cosa dirà il campo, una partita che chiaramente seguiremo con interesse per capire appunto anche magari che tipo di scelte potrebbe fare oggi Palladino e poi che altre scelte farebbe a Cagliari. Certo che insomma parliamo comunque di una squadra con una rosa importante, con almeno 2 giocatori per ruolo, più o meno di pari livello, per cui no, ma ieri c'è stata la conferenza stampa e hanno fatto la domanda sul ballottaggio in avanti, chi tra Scamacca e Kristovic, e lui ha detto vabbè, abbiamo comunque due ottimi attaccanti che hanno fatto comunque 20 gol in 2 in stagione. Ho pensato, hai visto, uno ce lo potrebbe anche prestarlo al Cagliari per lunedì, uno da una parte, così giocano tutti e 2, e oggi dovrebbe giocare Scamacca. Quindi dovrebbe, condizionare il doppio. Quindi lunedì possibilmente potrebbe giocare Kristovic in avanti.
perché lo sta usando più in campionato Kristovic e in Coppa Scamacca, ma magari oggi succederà il contrario. Immagino una bella sfida a Kristovic, Mina, dal punto di vista, no, anche della... Sì. una bella sfida spigolosa tra il difensore del Cagliari e l'attaccante dell'Atalanta. Comunque, di fatto, ripeto, è un momento chiave per i rossoblù, lo dicevamo anche ieri. Chiaramente i risultati delle altre che lottano per la salvezza mettono in questo momento il Cagliari in una posizione di leggero vantaggio. Qualcuno potrebbe dire oramai è già salvo, c'ha 5 punti. Io continuo a dire leggero vantaggio, perché abbiamo visto che in questo campionato tutto è possibile. Assolutamente. È chiaro che se il Cagliari dovesse dimostrare lunedì, come tutti ci auguriamo, una riscossa mentale e di voglia, di volontà di fronte al proprio pubblico, magari facendo risultato contro l'Atalanta, questo finale di stagione potrebbe assumere certamente nuove sembianze, ecco, e soprattutto anche perché poi c'è la prossima stagione che va certamente programmata e bisognerà mettere davvero le basi per farlo. Comunque vedo che abbiamo il secondo ospite, Luca, esatto, lascio a te l'onore. Lo facciamo entrare, vediamo. Ciao Guido, ci senti? Vi sento, buongiorno a tutti. Perfetto, buongiorno Guido, ben trovato. Guido Grazie Valuco, dell'invito. sia giornalista che autore di Sky Sport, e grazie mille per aver accettato il nostro invito. Guido, stiamo parlando un po' del Cagliari. La prima domanda che ti faccio è un po' il tuo commento su questo finale di stagione. Un Cagliari che comunque sta ancora lottando per la salvezza, sembrava salvo a fine gennaio. C'è anche il discorso progetto giovani, Pisacane, allenatore esordiente. Insomma, ti chiedo un po' un commento su questa stagione del Cagliari. Sempre difficile commentare da fuori, soprattutto insomma capisco che poi subentrino anche, no, del certo tipo di emozioni quando ci si avvicina al fine del campionato. La sensazione comunque, almeno esternamente, insomma, è che il Cagliari abbia sempre avuto in questo campionato qualcosa in più delle squadre che in questo momento sono ancora sotto di lui, nonostante momenti più alti, momenti più bassi, come insomma è anche un po' fisiologico in un campionato, un po' di sofferenza in più, mi sento di dire, rispetto a quello che forse si era preventivato a un certo punto della stagione, però insomma mi sembra che la squadra di Pisacane abbia insomma tutte le carte in regola per chiudere il discorso salvezza anche prima insomma proprio delle ultimissime giornate, quando poi sappiamo che è tutto più faticoso e più imprevedibile. Insomma, magari insomma vi stavo ascoltando già dal lunedì con un buon risultato, con un Atalanta che arriverà dalla semifinale di Coppa Italia, e anche lì ci sarà da capire come arriverà la squadra di Palladino, però insomma può essere un'occasione importante, anche visti gli incroci con le squadre sotto e il calendario delle squadre sotto, soprattutto la Cremonese, che nelle prossime due ha gli impegni più difficili, ecco. Eh sì, gioca appunto contro Napoli, venerdì ci sarà l'anticipo e poi va a giocare in casa con la Lazio. Proprio sulla partita di lunedì, è ovvio che l'Atalanta comunque in campionato sta cercando comunque una qualificazione in Coppa per la prossima Coppa Europea, che potrebbe essere Conference, più difficile ragionare su Europa League e Champions, però la partita di stasera, in caso di vittoria, la porterebbe in finale Coppa Italia, che comunque è una finestra importante per l'Europa. Il fatto che l'Atalanta possa andare oggi in finale potrebbe, mettiamola così perché bisogna un po' agganciarsi a tutto, Guido, potrebbe anche fare più turnover lunedì. A quel punto potrebbe essere più giocabile la partita del Cagliari contro l'Atalanta, anche perché all'andata il Cagliari riuscì anche a pareggiarla, però poi nei minuti finali la perse 2-1, era una delle prime partite di Palladino. È ovvio che è importante che oggi l'Atalanta vada in finale per essere un po' più giocabile il lunedì, o tu pensi che a prescindere l'Atalanta sia comunque una squadra che possa mettere in difficoltà il Cagliari? Io credo, al di là della finestra sull'Europa, che sicuramente è importante, all'Atalanta ci sia voglia di alzare ancora un trofeo. Insomma, è comunque una sensazione che hanno provato in questi anni. Sì. La Coppa Italia, peraltro, è un trofeo che hanno sfiorato con Gasperini, e quindi sicuramente poterlo alzare al primo anno senza Gasperini, con una stagione comunque iniziata male e poi sistemata con l'arrivo di Palladino, credo che comunque la Coppa Italia resti l'obiettivo principale, anche perché andasse in finale l'Atalanta
di fatto con il 7° posto in campionato, che in questo momento è abbastanza tranquillo, insomma il vantaggio sull'8ª è importante. Si tratterebbe di decidere quale Europa, però insomma anche se dovesse perdere la finale di Coppa Italia e chiudere 7ª, comunque essendo andata l'Inter insomma dall'altra parte del tabellone in finale, l'Europa arriverebbe per l'Atalanta, poi da capire se sia Conference oppure Europa League. Quindi insomma più secondo me il valore del trofeo in sé piuttosto che la finestra sull'Europa in questo momento. È chiaro che dal punto di vista del Cagliari affrontare un'Atalanta magari un pochino più stanca e magari con la testa alla finale di Coppa Italia è sicuramente un vantaggio in più, detto che poi insomma il Cagliari dovrà pensare soprattutto a se stesso e a sistemare quei piccoli problemini, penso soprattutto davanti, un po' di fatica a far gol nelle ultime giornate c'è stato, e quindi pensare anche a questo e alla sua partita, ecco. Fra? Sì, no, giustamente Guido diceva il problema principale è quello offensivo, ricordiamolo, 5 gol in 10 partite, quindi mezzo gol a partita, chiaramente a fronte soprattutto di 16 subiti nelle stesse partite, sono numeri che la dicono chiara, insomma, la situazione di crisi del Cagliari. No, volevo chiedere a Guido anche sulla salvezza in generale, perché è un campionato un po' particolare, nel senso che è vero, il Cagliari ha 3 punti in più rispetto alla passata stagione, l'anno scorso allo stesso punto erano 30, oggi sono 33, ma la distanza rispetto alla terzultima rimane quella di 5 punti, quindi questo porta a dire che si è alzato un po' il livello del campionato, nonostante poi abbiamo visto delle situazioni, penso al di là di Pisa e Verona, che oramai sembrano essere spacciate, però anche una Cremonese molto in difficoltà e un Lecce che, per quanto sia vivo, perché l'abbiamo detto anche ieri, occhio alla squadra di Di Francesco, però poi alla fine a parte che segna solo su calcio piazzato o quasi, e poi per il resto comunque fa difficoltà a portare a casa i risultati. Come vedi in generale questa lotta a salvezza? Ma l'ho vista molto atipica. Adesso giustamente tu parlavi di Cremonese e Lecce che si ritrovano a questo punto della stagione con gli stessi punti e con 2 campionati, 2 cammini completamente diversi, perché la Cremonese è la partita fortissima e poi si è frenata. Il Lecce è vero che forse non ha mai avuto grandi picchi, però ha mantenuto più o meno questo ritmo qui dall'inizio dell'anno. Quindi insomma trovarle a pari punti a 5 giornate dalla fine è sicuramente curioso. E credo che un po' in questa imprevedibilità della lotta a salvezza abbia giocato anche il ruolo della Fiorentina, che comunque fino a pochi mesi fa si trovava lì con pochissimi punti, adesso arriva da un periodo di forma importante nelle ultime 10 partite, se non sbaglio sarebbe a livello delle squadre in lotta per l'Europa, e quella variabile lì secondo me un po' le carte le ha mischiate nel computo dei punti, nei calcoli per la salvezza, perché comunque è stata un po' una scheggia impazzita. Io credo che alla fine, e lo auguro al Cagliari, credo che alla fine insomma il discorso riguardi soprattutto Cremonese e Lecce, mi sembrano le 2 squadre che dovranno lottare fino alla fine per il traguardo, insomma, con 2 campionati alle spalle completamente diversi. Sì, Fiorentina che è terza nelle ultime 10 partite con 19 punti, insomma una media molto molto importante se si confronta col Cagliari, 5 punti, quindi sono 14 punti che la Fiorentina ha recuperato al Cagliari nelle ultime 10 giornate. C'è un singolo, e non vale dire palestra ovviamente, lo Guido, Non vale. che insomma, in questa stagione abbastanza ondivaga del Cagliari ti ha colpito in positivo e uno magari negativo. Allora, a me aveva colpito molto prima, insomma, un po' di queste ultime settimane difficili, però l'impatto di Kilixoi sul campionato italiano mi aveva stupito, insomma, per le caratteristiche di un attaccante che non si vede spesso, no? Abbinare la tecnica comunque ad una buona forza fisica, insomma, le prime partite, il primo impatto di Kilixoi mi aveva decisamente impressionato. Sinceramente in negativo faccio un po' fatica. Allora, potrei dire lo stesso Kilixoi, visto insomma, le ultime settimane assenti, e quindi un po' il dispiacere di non vederlo partecipe con i compagni in questa lotta a salvezza finale, però faccio fatica a trovare un protagonista in negativo della stagione del Cagliari, ecco.
Allora, io ti chiedo invece sull'allenatore, Guido, nel senso che comunque Pisacane, un allenatore esordiente, un allenatore che comunque ha avuto alti e bassi, come è normale che sia, però in generale ha avuto anche clamore a livello nazionale, il discorso giovani, allenatore debuttante, quanto comunque sta vicino ai giovani. Ti chiedo un commento appunto sulla stagione di Pisacane, se ti aspettavi comunque un impatto del genere o ti aspettavi qualcosa di più o qualcosa di meno, ecco. No, a me è piaciuto molto, onestamente insomma, non lo conoscevo prima insomma, di questa esperienza, ovviamente non l'avevo visto da vicino in questa nuova avventura della sua carriera e mi è piaciuto, ovviamente più che dal punto di vista tecnico e tattico, posso giudicare, tra virgolette, l'aspetto comunicativo che mi ha sorpreso e mi ha convinto molto, insomma, questa attenzione che ha nei confronti dei giovani, non solo in campo, ma nella gestione quotidiana che ha raccontato, questa voglia di migliorarsi da un punto di vista di approccio anche psicologico, se vogliamo, a questa nuova generazione che sta arrivando e quindi onestamente il mio bilancio nei suoi confronti è assolutamente positivo. Ci sta, ci sta. Andiamo un po' sul discorso invece dei giovani, Guido. Tu hai parlato di Kilixoi, però il Cagliari comunque ha anche diversi altri giovani. Togliamo Palestra che non è, che è in prestito secco dall'Atalanta, sarebbe troppo semplice parlare di lui. C'è anche l'impatto magari di giocatori come Rodriguez, un difensore centrale uruguaiano che sta trovando titolarità, sta trovando continuità dopo un inizio un po' difficile, vuoi anche perché il Cagliari aveva tra le sue file Luperto seduto a gennaio. Questo discorso te lo faccio un po' più in generale, il discorso giovani, si parla della nazionale, l'ennesima esclusione sul fatto che i giovani non li trovi in Serie A ma magari li trovi in Serie B. Ecco, questo progetto che sta avendo il Cagliari, che ha avuto anche magari il Parma, il Como che magari non ha italiani, ne ha appena uno, Goldaniga, e gli altri sono tutti stranieri, quale può essere la via, è la via giusta a quello che ha intrapreso il Cagliari, pur sapendo che è un grosso rischio, perché comunque in un campionato come quello di Serie A, che livello possiamo dire è sempre più basso, i numeri parlano chiaro, però c'è sempre meno spazio per i giovani e quindi si fa fatica un po' a seguire un progetto di rinascita se poi non hai il coraggio, come appunto sta facendo il Cagliari, di fare determinate scelte. Secondo me sì, secondo me il Cagliari ha trovato anche il mix giusto, no? Insomma, l'equilibrio che poi serve in questi casi per non rischiare troppo da una parte, ma per lanciare comunque e valorizzare alcuni giovani, come dicevi tu, il caso di Palestra, ok, è un prestito secco, però appunto ne abbiamo visti anche tanti cresciuti a Cagliari e comunque su cui il Cagliari ha investito, penso per esempio a Caprile a cui comunque è stata giustamente data fiducia in porta e che si è dimostrato e confermato un portiere di alto livello. Quindi secondo me il Cagliari questo equilibrio lo ha trovato insomma, abbinando calciatori di esperienza e calciatori giovani fin dall'inizio nella rosa, cercando appunto un equilibrio fra queste due parti, un po' in tutti i reparti, perché poi penso anche in attacco dove sì, da un lato Kilixoi, ma dall'altro c'era Belotti che poi insomma sappiamo si è fatto male, è stato assente a lungo, ci sono i Borrelli, l'Esposito, quindi insomma mi sembra una rosa costruita con idee chiare in questo senso. Fra? Volevo chiedere invece a Guido, prima di salutarlo, lascio a te poi l'ultima domanda ovviamente Sì. anche sul tema. Alla fine il Cagliari si salva per te, così tranchant, secco. Secondo me sì. Ecco, la clipiamo. Molto bene. Molto no, bene. ti chiedo... Vedremo, speriamo. Speriamo, esatto. Guido, in chiusura ti chiedo un po' il discorso relativo appunto all'evento che ci sarà a inizio giugno, il doppio evento, sia a Olbia sia a Golfo Aranci di Sky Calciomercato, l'originale. Chiedo un po' anche a te di presentare un po' questo evento che già lo scorso anno siete venuti, c'è stata la conferma da questo punto di vista, quindi vi siete trovati bene in Sardegna. Benissimo e spero insomma che lo stesso possano dire insomma le città che ci hanno ospitato, i luoghi che abbiamo visitato, le persone che abbiamo incontrato. Per noi è stato veramente
un'esperienza importante lo scorso anno, riuscire insomma a legare il lavoro ad una realtà così bella come la Sardegna sicuramente è qualcosa che ci fa sentire fortunati, e quindi ci è sembrato naturale confermare e ripartire insomma, per una tournée estiva. Iniziare con 2 tappe in Sardegna è la cosa più naturale possibile, quindi noi saremo dal 1 giugno al 5 a Olbia. Rispetto all'anno scorso cambiamo la location, l'anno scorso siamo stati a San Pantaleo, quest'anno invece saremo proprio sul lungomare di Olbia, e poi la settimana successiva, dall'8 di giugno, saremo invece a Golfo Aranci, e lì stessa location dello scorso anno sul lungomare di Golfo Aranci per altre 5 sere con insomma, con le notizie di Gianluca Di Marzio, con lo stile, la musica, la conduzione di Alessandro Bonan, la simpatia di Faina, e poi tutti i nostri talent e i volti Sky Sport che verranno lì, insomma, da Bergomi a Costa Curta, da Zenga, Marchegiani, Marocchi, Minotti, Fabio Capello, insomma, avremo veramente, come si dice in questi casi, un parterre de roi importante, e non vediamo l'ora di iniziare. Tra l'altro tra pochi giorni presenteremo la stagione estiva a Roma con un evento Sky Sport in cui si parlerà anche della tournée di calciomercato, e poi dal 1 giugno, insomma, appena finita la stagione, il giorno dopo la finale di Champions League, sostanzialmente si parte con calciomercato l'originale. Non vediamo l'ora di iniziare a farlo dalla Sardegna. E una delle notizie sarà sicuramente il destino di Kilixone, visto che l'hai citato, visto che insomma è uno dei temi, il possibile riscatto o meno del turco da parte del Cagliari, sicuramente uno dei temi che più interessano i tifosi del Cagliari. Guido, grazie. Grazie a voi. Sei stato con noi. Grazie buon mille, lavoro. Guido. Un abbraccio a tutta la squadra di Sky Sport, ovviamente. Grazie a voi, buon lavoro. A presto. Grazie mille. Ciao Guido. Ciao. E ringraziamo tanto Guido Barucco di Sky Sport. Insomma, ci diceva anche Daniele, che ha scritto: mi sembra che il vostro ospite sia troppo ottimista, evidentemente dall'esterno le cose appaiono diverse, ma magari lo vede anche in maniera più oggettiva. Io penso che i 5 punti comunque di vantaggio da parte del Cagliari non siano tanti, ma non siano nemmeno pochi. È ovvio che dipende ovviamente dall'andamento che avrà il Cagliari in queste ultime 5 gare, al di là di quello che faranno Cremonese e Lecce, perché giustamente il Cagliari deve fare il suo percorso. Ogni volta è vero, bisogna guardare anche le altre squadre, però se un anno riesci a salvarti senza andare a vedere cosa fanno le altre squadre sarebbe meglio. Si poteva fare prima, probabilmente non si è fatto, e ora c'è questa situazione ibrida. Io metto ibrida, è un po' un purgatorio, non è inferno, non è paradiso, ma è purgatorio. Il Cagliari, se gioca come può giocare, che potenzialità ha, se riesce comunque a trovare un po' di equilibrio, un po' meno paura. Io penso che ci sia anche tanta paura negli uomini di Pisacane, la salvezza arriverà, altrimenti bisognerà soffrire fino all'ultima giornata. Questa è la mia idea, Fra. Speriamo di no, più che altro perché insomma sarebbe veramente una conclusione non degna di quelle che erano state le premesse scritte dal Cagliari durante la prima parte di stagione. Quindi insomma, mi auguro vivamente che questo non accada. Il Cagliari ha 5 partite, ha tutte le possibilità di scrivere il suo destino. Nel senso che può giocare per fare punti, ha la squadra per fare punti ovunque. Il problema è la testa, cioè se questa squadra capisce che queste 5 partite, quello che dicevamo all'inizio della trasmissione, no? Cioè, se la squadra capisce, se il gruppo capisce che queste 5 partite possono essere decisive non solo per il presente, che quindi vuol dire salvezza, ma anche per il futuro, perché ritengo ci stiamo avvicinando alla fine della stagione. Io onestamente penso che il Cagliari si possa salvare già con 2 o 3 giornate d'anticipo, secondo me. Non sarà facile, ma lo può fare. Bisognerà poi capire per l'anno prossimo, per la prossima stagione,
per quello che dicevamo ieri, che dicevamo anche lunedì, anche con Ivan. Questa è una stagione molto, molto, cioè sarà un'estate molto importante. Un'estate molto importante, molto diversa anche rispetto agli ultimi anni, in cui comunque sì, sono state estati, scusatemi, sono state estati in cui sì, la cosa più calda era il destino dei riscatti, chi sarà l'allenatore. Quest'anno, oltre questo, ci sarà il discorso stadio, ci sarà il discorso Società. il discorso societario, cioè è un'estate veramente, saranno mesi veramente decisivi a livello di indirizzo per quello che poi sarà il futuro prossimo del Cagliari. Io non vorrei che fosse l'ennesimo, cioè che alla fine fosse l'ennesima stagione di transizione, l'ennesima stagione in cui si è costruito poco per il futuro, perché le basi rispetto agli altri anni quest'anno erano diverse, torno a dire. E derubricare tutto alla solita stagione di passaggio, sinceramente, mi dispiacerebbe. E quindi boh, non lo so. C'è sicuramente tanto ancora da fare, però ecco, questa squadra, questi giocatori devono mettere in campo qualcosa di più anche per se stessi, non solo per il Cagliari, ma anche per il proprio futuro, che sia rimanere a Cagliari, che sia magari andare da qualche altra parte, però io spero che non ci sia, ecco, prima parlavamo di Dinamo, no? Sì. La cosa che io ho notato, soprattutto negli americani, è proprio questa tendenza, niente mi interessa, nulla mi corica il pelo, io gioco, sono pagato per giocare, vinco, perdo, l'importante è che io giochi, che mi diano lo stipendio e tutto, perché tanto l'anno prossimo, quest'anno ho giocato a Sassari, l'anno prossimo magari gioco in Cina, tra 2 anni gioco in Grecia, e tra 3 anni gioco in Germania. Cioè non c'è chiaramente questo attaccamento, Infatti. in qualche modo, né ai colori sociali, ma secondo me proprio alla carriera, cioè nel basket appunto è tutto più semplice perché sono contratti annuali, non c'è il parametro, diciamo così, no? Sul prezzo del cartellino, quindi insomma tutta una serie di paragoni. Non vorrei che si stesse andando anche nel calcio in questa direzione, cioè giocatori che vengono a Cagliari e passano una stagione così, ma sì, quest'anno ho giocato a Cagliari, l'anno prossimo vado a Venezia? Da Venezia sarà in sì. Serie A e vado a Venezia, oppure vado a Esatto. Monza, oppure vado a Genova a fare un'altra stagione così. Cioè, per carità, tutto è possibile, ci mancherebbe, però io credo che Cagliari sia una piazza diversa rispetto ad altre, proprio per il discorso identitario. E secondo me molti non hanno capito questo valore e quindi insomma Non vedi attaccamento alla maglia? spero, ripeto, che in queste ultime 5 partite ci sia una risposta diversa anche dal punto di vista. Cioè io ho tolto Zappa, che è stato intervistato da poco dalla Lega, dato un'intervista vecchia perché insomma, però lui dice io qua mi trovo bene, sto benissimo, cioè è casa mia. E quanti ne senti così? Cioè, non ne senti tanti. E questo secondo me è un altro dei problemi di quest'anno, è che l'anno prossimo andrà sicuramente corretto in qualche modo. Grazie Perché, Roberto, grazie davvero. Grazie Roby, grazie. Mitico. Grazie. Dicevo, andrà corretto questo aspetto. Cioè io vi dico, meglio giocatori anche più scarsi tecnicamente, ma pronti a lottare fino all'ultimo. Quindi, cioè,
Poi vedi Isidore, Mina ha voluto restare. È voluto restare per la maglia o ha voluto restare perché si trova bene a Cagliari? Cioè, anche questo poi bisogna, secondo me, capire, perché è chiaro che quando sei un giocatore del suo livello, con il suo stipendio, a Cagliari vivi Stai molto bene? bene, molto, molto Direi. bene. Lo diciamo sempre, ma non solo a Cagliari, dico in Sardegna in generale. Cioè, se tu hai la possibilità di vivere con un certo agio, insomma, a Cagliari e in Sardegna vivi bene. Il discorso è quanti lottano davvero per la maglia, quanti magari iniziano a pensare alla stagione prossima. Poi non lo so, ripeto, poi io quest'anno l'ho vissuta anche in maniera un po' diversa rispetto agli altri anni, come avrete visto, perché non andando allo stadio, insomma, l'ho vista un po' più distaccata questa stagione. Però quest'anno mi è sembrato di vivere qualcosa di, ripeto, da fuori, qualcosa di leggermente diverso rispetto al passato. Marco Azzei che dice come si fa a correggerlo? Perché evidentemente dentro lo spogliatoio non è passato bene questo Quel messaggio. messaggio, certo. Poi è chiaro che, come dice Neil, non si può pensare che tutti e 25 abbiano lo stesso tipo di attaccamento, perché non c'è mai stato, forse neanche l'anno dello scudetto, non lo so, io non c'ero, quindi. Però è evidente che alcuni sembra che siano veramente qua di passaggio. Ed è qualcosa che si è già visto l'anno scorso, e attenzione, perché Piccoli e Zortea insegnano, cioè Certo. vieni a Cagliari, giochi un anno e poi, ecco, per esempio, uno che al momento io sto vedendo abbastanza attaccato è Caprile. Caprile è uno di quelli che vuoi per la sua ambizione personale di giocare da titolare, di mettersi in vista comunque a prescindere, dice io preferisco farlo a Cagliari, un posto in cui mi trovo bene, ambiente in cui sono stimato e sono amato, perché comunque abbiamo visto anche quando ci sono stati gli avvenimenti con i tifosi, gli eventi con i tifosi, Sì, Caprile sì, è sempre sì. stato uno dei beniamini. Appunto meglio resto qua invece che magari andare magari alla Juve a guadagnare anche il doppio rispetto a quello che guadagna a Cagliari, però non gioco, però sono uno dei tanti, mentre qui sono uno che fa la differenza. Ecco, non lo so, ripeto, io poi non voglio accusare nessuno, non sto criticando nessuno nello specifico, è semplicemente la mia impressione. Io non vorrei, allora, poi non voglio essere neanche populista da quel punto di vista. È chiaro che Cagliari per certi tipi di giocatori con questo tipo di andamento è un trampolino, è chiaro. Certo. È una squadra di passaggio. Per il Palestra di turno è chiaramente una squadra di passaggio, ma infatti il problema non è Palestra. Il problema sono altri giocatori con più esperienza di Palestra, con un altro curriculum, che sono venuti qui per fare qualcosa di diverso e per vari motivi non ci sono riusciti. Poi ci sono tante motivazioni, tante attenuanti e va bene tutto, ripeto, va bene tutto. Però siccome ci stiamo avvicinando al termine della stagione, per esempio l'anno prossimo Pavoletti al 99,9% non farà più Non ci parte sarà. del Cagliari e quindi mancherà un'altra figura del genere, e chi lo sostituisce? Uno come Pavoletti all'interno di questo spogliatoio. Cioè, mi sembra che se l'idea del progetto iniziale era quello di valorizzare i giovani del proprio vivaio e fare altri, cioè portare altri talenti del calcio italiano e non solo per valorizzarli, il processo ha funzionato al 60%. 60% al momento, secondo me. Poi magari l'anno prossimo al Barrassine titolare,
perché gli sono serviti questi 6 mesi anche di pane duro e di panchine, di tribuna, e magari l'anno prossimo è titolare ed è uno che fa la differenza. Io non lo so, non posso, nessuno di noi legge il futuro e prevede il futuro, quindi, però, torno a dire, anche in vista della prossima stagione, mi piacerebbe vedere un po' più di attaccamento, anche verso i tifosi. Beh, poi c'è Alcune anche... cose che non mi sono garbate al 100%. Ci sta il discorso, però è anche vero che certi giocatori tu non lo puoi sapere prima. Tu lo vedi mentre si gioca il campionato, se alla fine... Cioè, tra i vari commenti in chat, io sono d'accordo sia con Nicola, perché lui parlava appunto, mi sbaglierò, ma anche Luperto mi dava l'idea di un attaccato alla maglia. E ti dico che anche a me dava la stessa sensazione. E stessa cosa Belotti, perché comunque Belotti da subito ha trasferito la sua famiglia dal giorno 1 per stare, al di là dell'infortunio, che l'infortunio è arrivato successivamente. Quindi sicuramente Belotti è un giocatore che però ha il contratto in scadenza il 30 giugno, vediamo un po' quale sarà l'evoluzione, mi dà l'idea di un giocatore che comunque possa attaccarsi alla maglia rosso-blu, però è anche vero, non lo conosco a livello di spogliatoio, cioè mi sembra un giocatore che ha tanta voglia, tanta fame, questo senza alcun dubbio, ma non so se all'interno dello spogliatoio sia un leader, non lo conosco da questo punto di vista. E probabilmente, prendo anche un altro commento, chi è comunque un senatore non è riuscito a trasmettere questa identità, ma ci deve essere anche dall'altra parte la voglia di recepire questo messaggio. Forse non c'è stato, però ripeto, vediamo. Tu la fai un discorso di identità, io invece la vedo come un discorso di paura. Io vedo la squadra non con la bava alla bocca, ma questo lo dico ogni settimana, ma non perché non abbia voglia, perché forse ha paura, non si aspettava di ritrovarsi in questa situazione, però sono professionisti, sono pagati e quindi devono dare il 1000 per 1000, soprattutto in queste ultime partite. Quindi vediamo, però qualcosa sicuramente non ha funzionato al 100%, mettiamola così, anche perché il Cagliari visto nel primo periodo non è il Cagliari visto nell'ultimo periodo. E io ieri mi sono riandata a vedere, mi sono voluto far male, le prime conferenze di Pisacane, già quando era in ritiro, su un modo di gioco che ho visto solamente nel primo periodo e non l'ho visto nel secondo. E probabilmente il secondo periodo c'è stata la paura di rovinare quello che si era creato nella prima parte. Questa è una mia sensazione, ripeto. Però, vedendo un po' le parole, vedendo tutte le partite, vedendo l'evoluzione di determinate situazioni, secondo me è subentrata la paura. Sul discorso dell'ultimo commento di Max McMelos su Albarracin, che è un trequartista, un ruolo inesistente nel mondo del Cagliari attuale, mancano 5 partite, cioè per quello che io dico, ragionando palla lunga sul futuro, chi dice che il Cagliari continuerà a giocare con questo sistema l'anno prossimo? Il Cagliari ha giocato in questo modo, secondo me, soprattutto per un motivo, che si è ritrovato Marco Palestra. La mia impressione, ne abbiamo parlato anche nel ritiro, il Cagliari voleva giocare in un altro modo, in un modo un po' diverso, poi si è ritrovato questa gemma incredibile e ha costruito la squadra su di lui, o quasi. Paradossalmente Palestra è stato la fonte di grandi soddisfazioni, delle poche soddisfazioni di quest'anno, ma anche di tanti problemi, perché Palestra in qualche modo ha messo in ombra Zappa, Palestra ha messo in ombra appunto la possibilità di vedere trequartisti, ha messo in ombra Luvumbo, tutta una serie di cose che hanno cambiato, cioè il suo arrivo ha cambiato completamente quelle che erano state le aspettative e soprattutto il modo in cui era stata costruita inizialmente la squadra. Quindi non lo so, io ripeto, poi anche su Foloruncio,
Folorunsho ha giocato mezzala praticamente fino all'infortunio. Poi il problema non è tanto la posizione in sé per sé, da quel punto di vista. Probabilmente il problema è il tipo di compiti che fa la mezzala di Pisacane. E per certi versi probabilmente Folorunsho non è la mezzala, non rappresenta l'identikit della mezzala giusta per Pisacane. Magari più che altro è questo. E io non voglio buttare la croce addosso a Folorunsho, così come a chi secondo me non ha fatto benissimo quest'anno. Però è un dato. Questo è un dato. E anzi, il fatto di metterlo in più ruoli può essere semplicemente invece l'altro aspetto, cioè può voler dire l'altro aspetto, cioè il fatto che io cerco di, siccome non voglio rinunciare a Folorunsho, cerco di metterlo in ogni ruolo possibile e vediamo dov'è che rende, visto che in tutta la prima parte della stagione ha giocato sempre mezzala. Cioè su quello non ci sono dubbi. Non ci sono molte cose da dire. Non è la posizione in sé, è l'interpretazione del ruolo e i compiti che gli vengono dati. Perché magari, appunto, la mezzala giusta era Mazzitelli e non era Folorunsho. Per quel tipo, no? Per quel tipo di interpretazione giusta, sbagliata, che piace, che non piace, questo è un altro discorso. Per cui io continuo a battere sempre sullo stesso tasto. Cioè, se deve restare Pisacane, allora che gli si dia una squadra che ha un'idea di gioco che è quella che lui ha, cioè che lui preferisce. Perché provare a fare un ibrido, come abbiamo visto quest'anno, non paga. E quindi a quel punto è meglio avere un'identità chiara, tattica, che magari può anche non piacere a tutti, però è quella, lo sai che è quella, ripeto, il Parma. Certo. Sì. Parma è divertente? No. Però ha la sua solidità, ha una sua idea di gioco. Il Sassuolo piace a tutti perché c'ha quegli attaccanti che fanno la differenza e grazie anche a un centrocampo non da poco. Ma il Sassuolo, continua a dire, ha un gioco di chiusura e ripartenza, esattamente come era quello che voleva fare il Cagliari, solo che si nota meno, A perché vinci, B perché hai giocatori forti che ti fanno la differenza. È tutto lì. E poi soprattutto c'è un altro discorso che dimentichiamo, che quando la squadra gira e macina gioco, macina punti, macina risultati, il morale è alto. Certo. Questa squadra il morale è alto, l'ho avuto soltanto lì a gennaio, in cui ha vinto contro la Juve, ha vinto contro la Fiorentina e ha vinto contro il Verona. Poi lì si è spento tutto. Bisognerà evitare la prossima stagione che si arrivi a un punto in cui tutto si spegne, che sia all'inizio e che sia alla fine. Quindi questo è. Il commento di Riccardo è interessante, ma continua a dire il calcio sta cambiando. Il calcio sta andando in una direzione diversa. Il calcio di oggi sta andando in una direzione diversa. Quello questo qua, sull'allenatore che si deve adeguare ai giocatori che ha. Perché tu quest'anno, tu società, tu Cagliari hai fatto una scelta diversa. Perché hai scelto l'allenatore, non hai scelto un gestore. Hai fatto un passaggio anche rivoluzionario, tra virgolette, rispetto al passato. Ok? Ecco, devi essere coerente. Se fai quel tipo di passaggio, oppure puoi anche dire l'esperimento non ha funzionato, si riparte. Però devi ripartire da un allenatore, cioè io partirei prima dall'allenatore. Sono d'accordo. Perché se prendi De Zerbi, se prendi Fabregas, se Guardiola. prendi Guardiola, prendi l'allenatore per le sue idee, allora a quel punto poi prendi dei giocatori che siano funzionali alle idee dell'allenatore. Certo. Cioè fai la procedura al contrario. E questo vuol dire che l'allenatore lo difendi fino all'ultimo, come sta facendo per esempio quest'anno il Cagliari con Pisacane. E anche per questo io penso che l'anno prossimo, no? La conferma che per adesso ha dato Giulini, che ovviamente non è ancora ufficiale, ma se il Cagliari si salva, ricordiamoci che Pisacane ha un altro anno di contratto perché parte l'estensione automatica,
la conferma non è così impensabile, anzi, al momento è la più probabile. E quindi dico, meglio a quel punto, dopo un anno, perché quest'anno, l'ho detto anche ieri, l'ho detto avanti ieri, lo sto dicendo da tempo, quest'anno Isaac aveva i bonus, dati dal fatto che è al primo anno, non ha esperienza, può sbagliare, anzi deve sbagliare in certi versi perché così impara a correggere. Se verrà confermato, comunque l'anno prossimo avrà molti meno bonus. Cioè, questo è evidente. Beh, certo. Questo è evidente. Se il Bologna ha preso Italiano è perché ha preso un allenatore che potesse continuare per certi versi il lavoro fatto prima di lui da Motta. Ma prendendo Motta, poi il Bologna si è ritrovato con un allenatore importante, con dei principi di gioco precisi. Ecco, se prendi Thiago Motta, gli devi prendere i giocatori, perché se no Thiago Motta non ti serve a niente. Se invece vuoi continuare a sbarcare il lunario e quindi ogni anno a sperare che ci siano 3 squadre più scarse di te, allora puoi prendere chiunque senza curarti più di tanto del tipo di squadra che costruisci. Però allora a quel punto non bisogna parlare di progetto, non bisogna parlare di niente. Bisogna parlare di niente, bisogna parlare soltanto ogni anno ci dobbiamo salvare in ogni modo possibile. La famosa frase, Questo se arriviamo quart'ultimi siamo contenti. Questa. Servirà chiarezza. Io credo che quest'anno ci sono stati tanti errori che in una piazza come Cagliari, che è una piazza tranquilla, sono stati tollerati fin troppo. Ok? L'anno prossimo da questi errori bisognerà imparare, cioè la lezione dovrà essere imparata, perché se no è inutile. Se no è inutile. Così è. Così è, perché se no, ripeto, cioè, di cosa stiamo parlando? Se no si dice, guardate, Cagliari è una squadra che ci serve per fare plusvalenze, vogliamo fare player trading. Sì, Player però trading vabbè, c'è basta. anche, ma lo sai benissimo che tanto non è così, anche perché poi c'è un discorso stadio, c'è un discorso relativo a Perfetto. ok, tutto quello che ne deriva. Ma serve però dal punto di vista sportivo, serve che tutto quello che è extra campo sia poi funzionale per valorizzare quello che c'è in campo. Certo, no, perché no, tu mi puoi fare anche lo stadio più bello del mondo, ma se tu sei in Serie completamente, sì, certo. Deve essere, la direzione deve essere quella da ogni punto di vista, e quest'anno si può dire anche questo, sembra che ci siano dei vari comparti, stagione, stadio, squadra, allenatore, società, tifosi, insomma è un come posso dire, un minestrone che invece deve essere un qualcosa di unico che ha varie sfaccettature. Ora, quest'anno, visto che è il primo anno, un progetto che comunque è stato anche una bella scommessa, ci può stare un anno dove puoi soffrire, un anno dove ci sono gli sbagli, perché sono stati anche degli sbagli a livello comunicativo, questo lo diciamo da diverso tempo, anche a livello societario, ovviamente. Però un anno dove tu hai imparato, hai capito determinate dinamiche. Il secondo anno ovviamente sono finiti i bonus, ma i bonus sono finiti già da qualche mese fa, per dire. Però devi partire meglio sapendo esattamente qual è la tua direzione, sapendo cos'è la Serie A, perché quest'anno Pisacca non sapeva cos'era la Serie A. Se tu non hai mai allenato in Serie A non puoi saperlo, puoi ipotizzare. Ok, tolto il primo anno, il secondo anno, avendo comunque una base importante, puoi andartela a giocare per avere uno step in più. Lo step in più è una salvezza più che tranquilla, con l'obiettivo di arrivare al 10° posto, perché è inutile che obiettivo Europa, no, prima consolidare e poi aumentare lo step, come hanno fatto altre società, come ha fatto il Sassuolo a suo tempo, non cito Atalanta e Bologna ovviamente, ma come sta facendo anche il Genoa, perché anche il Genoa che ha avuto dei problemi societari, che ha avuto anche, è stato in Serie B, ha avuto problemi anche con gli allenatori, ora sembra con De Rossi che voglia fare un determinato tragitto. Poi magari De Rossi
a giugno va via e va in un'altra squadra e riniziano da zero. Questo sicuramente. A Cagliari io presumo che ci sia la volontà, ma è stato detto, di tenere Pisacane, ovviamente tenendo la categoria, ma poi avere sicuramente le idee più chiare su tutto e certe situazioni, certe dinamiche assolutamente riviste, migliorate, comunicazione fondamentale nei confronti di tutti, in primis dei tifosi, ma anche nei confronti dei media, perché comunque quante volte sono state delle situazioni dove non era ben chiaro certe situazioni. Ci vuole chiarezza, assolutamente, sempre, per tutti, in primis per i tifosi, perché comunque l'unica cosa, ecco, che posso dire che non è cambiata quest'anno è stato l'attaccamento dei tifosi, ma questo mi pare che non ci fossero dubbi in realtà a proposito. Sull'anno prossimo su Pisacane, un Cagliari di Pisacane senza Palestra e Caprile, io a Caprile non sono così certo che vada via, soprattutto considerando il fatto che l'Italia non si è qualificata ai mondiali. Non lo so, io non sono così talebano sulla partenza di Caprile scontata a fine stagione. Poi magari parte, magari è già venduto e non lo sappiamo, però non so, io non ho questa certezza assoluta. E poi ripeto, sì, cioè io non penso che Pisacane sia un incompetente o un incapace, come è stato dipinto da mesi da parte della piazza. Penso che sia semplicemente un allenatore che si sta costruendo la sua esperienza, che sta facendo gli errori che hanno fatto tanti altri allenatori nelle sue condizioni, perché non è che tutti sono stati dei fenomeni da subito. Paga il fatto probabilmente di non aver fatto esperienza in Serie C come in tanti, o in Serie B come tanti lo hanno accusato di fare, ma io per quello che ho visto nel suo percorso nel settore giovanile, non vinci a caso, e se ha fatto vincere il Cagliari comunque vuol dire che qualcosa c'era, che un'idea c'era, che una gestione c'era e tutto. Quindi vincere è sempre difficile in qualunque categoria, quindi questo va ricordato. Sicuramente deve correggere tante cose rispetto a quest'anno, ma io spero, ripeto, che se dovesse restare, che l'anno prossimo il Cagliari sia una squadra che possa permettergli di non avere dubbi dal punto di vista tattico, dubbi dal punto di vista di interpretazione e tutto. Per il resto vediamo. Perché ripeto, in ogni caso questa squadra, se fosse stata allenata anche da De Zerbi, visto che tutti dicono che De Zerbi sia il genio assoluto del calcio, sì, forse avevi 2 o 3 posizioni in più. Non penso che sarebbero comunque arrivati in Europa, a prescindere da tutto. No, non scherziamo. Poi, tanto nessuno può avere la conferma o la smentita di questo. In ogni caso, vedremo. Io non ho la sfera di cristallo. So che sicuramente si può fare molto meglio, ma anche che probabilmente se si deve continuare in quella direzione, che non vuol dire la direzione del non gioco, come dicono in tanti, semplicemente bisogna avere una squadra che vada in quella direzione, che faccia quello che serve. E questa squadra quest'anno, secondo me, per certi versi, per 1000 problemi, ripeto, anche per tanti errori del suo allenatore, non ha fatto quello che doveva. Ma questa stagione sarà anzi sicuramente utile anche proprio a Pisacane per la gestione del gruppo. Quest'anno era la prima volta che gestiva un gruppo di grandi. L'anno prossimo avrà un vissuto che fino a quest'anno non aveva. Per quello che dico, bisogna finire quanto prima la stagione, fare questi benedetti punti, chiuderla con la salvezza e poi si ragiona insomma, in vista del futuro. Poi le persone possono piacere o non piacere,
questo è un discorso sempre di gusti personali. Esatto. In questo caso penso che ci si debba concentrare più che altro su quello che poi saranno appunto a fine stagione, costi e benefici, aspetti positivi, aspetti negativi, valore creato, valore perso, insomma, sono tutte considerazioni che poi andranno fatte tra un mese, magari anche tra meno, perché vorrebbe dire che il Cagliari si è salvato prima. Esatto, si è salvato prima e basta. Per cui vedremo un po'. Bene, prima di chiudere, io ho un appunto dall'inizio della cosa. Auguri al mitico Loiz, che ieri si è laureato, non so cosa, ma ho visto che si è laureato. Loiz, membro, quasi fondatore, direi, del Cagliari Twitter. È divertente, avevamo fatto una scommessa con alcuni del Cagliari Twitter che bazzicano qua. Si laurerà prima, quindi arriverà prima la laurea a Loiz o il Cagliari tornerà a qualificarsi nelle Coppe Europee? Ha vinto Loiz. Ma nettamente direi a mani basse. Ha vinto la grande Loiz a mani basse, quindi auguri Loiz, buona laurea. Auguri. Non sono gli auguri di Zappa, quelli di Luca Di Leonardo, però insomma accontentati ugualmente, va bene. Grandissimo. Bene ragazzi, ci vediamo lunedì. Lunedì? No, domani. Domani che è il tuo compleanno, ricordate LDL Day. Dobbiamo anche preparare il banner speciale LDL. No, dai, lascia così in tranquillità e qua serenità. Ci sarà un LDL speciale, auguri anziano, insomma, queste cose qua. E niente. Quindi mi raccomando. Fate altro domani, ragazzi. Se volete fare poi donazioni, verranno convertite in le strenne da parte della community di 131 a Luca Di Leonardo, e magari ci offre qualcosa una volta tanto, visto che è una tanalla, è proprio così Luca Di Leonardo. Io o tinca o niente. Non voglio andare oltre in questo discorso. Dopo questa la chiudiamo così, assolutamente. Bravissimo. Salutiamo tutti, ragazzi, ci vediamo domani. Buona giornata a tutti quanti. Ciao. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.